distanza di ore dall'incidente frontale, Laura Carosella, 46 anni, di Mirano, moglie dell'ex portiere del Venezia, Vicenza, Udinese Calcio e attuale allenatore del Verona, Francesco Benussi. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Marco Conte, 52 anni, l'ex campione di hockey, trovato senza vita in una roggia a Breganze, vinse lo scudetto a Bassano. La tragedia di Pietro Monici, morto travolto da un grosso pioppo lungo il Botteniga a Treviso mentre stava pescando. Sul luogo dell'incidente il continuo via vai di amici e conoscenti lascia un vuoto enorme. In centinaia nella chiesa di San Francesco a Bassano per l'ultimo saluto a Cesare Ziglio, l'architetto di 36 anni originario di Borso, morto dopo essere stato travolto da una slavina il giorno di Pasqua in Alto Adige. Paura sul Grappa, nel territorio di Romano de Zelino, cane che girava libero a Zanna il Polpaccio, una donna di 56 anni trasportata in ospedale in codice rosso. 10 anni di maltrattamenti, le cinghiate ai bambini, la violenza sessuale sulla figlia, l'aborto procurato alla moglie, arrestato a Padova un 43enne moldavo. Potrebbe fermarsi l'autotrasporto veneto per protesta contro i rincari che la categoria ha dovuto subire, primo su tutti il costo dei carburanti. Se ne è parlato oggi a Padova. A soli 15 anni, ma è già alfiere della Repubblica, Marco Mazzariol, studente al Max Planck e residente a Carbonera, è stato nominato nelle scorse ore dal Capo dello Stato esempio di inclusione, dice il Quirinale. Io non mollo mai, dice lui. Zelensky sanziona la curatrice, 4 artisti della Biennale. L'Europa dà l'ultimatum a 30 giorni di tempo per chiudere il padiglione della Russia. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La cronaca in primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali, con la morte a distanza di diverse ore dall'incidente frontale che l'ha vista protagonista di Laura Carosella, 46enne di Mirano, moglie dell'ex portiere del Venezia, Vicenza e Udinese Calcio, attuale allenatore del Verona, Francesco Benussi. L'intera comunità di Mirano è sotto shock. Ha lottato fino all'ultimo, ma non ce l'ha fatta. Laura Carosella, 46 anni, di Mirano, morta all'ospedale di Mestre, moglie dell'attuale allenatore dell'Hellas Verona, Francesco Benussi, e già portiere del Venezia, Vicenza e Udinese Calcio. Era anche mamma di 2 figlie di 14 e 19 anni. Si è spenta per morte cerebrale nelle ore successive al frontale con una multipla condotta da un 53enne di Portoviro, rimasto ferito ma non in pericolo di vita. L'incidente a Mirano, mentre la 46enne alla guida della sua auto bianca percorreva via Taglio Sinistro. Profondo il cordoglio della comunità. La vicinanza alla famiglia e agli amici a nome del primo cittadino di Mirano, Tiziano Baggio. È una famiglia molto conosciuta a Mirano, la mamma, il papà e lei che è nata a Mirano, vissuta a Mirano, insomma. Quindi è una persona molto conosciuta, solare, e è successo così purtroppo. Stava tornando dal lavoro, stava andando verso casa. Purtroppo ha perso il controllo del mezzo per motivi che non si conoscono. Adesso le autorità stanno ricostruendo la dinamica, ma ha cambiato direzione in modo improvviso per motivi che non conosciamo. Nei prossimi giorni sul feretro di Laura Carosella sarà disposta l'autopsia come stabilito dall'autorità giudiziaria. Assisteva i genitori malati, era un periodo di forte stress, abbiamo condiviso la vita, fin da ragazzi adorava le nostre figlie, scrive il marito Benussi in un post. Messaggi di cordoglio arrivati anche dalle società in cui è militato l'ex portiere Benussi, con in testa Venezia, Vicenza e l'attuale Hellas. E c'è il cordoglio, il lutto di un'altra comunità, quella di Due Ville, dove risiedeva l'autotrasportatore cinquantenne morto ieri in uno scontro fatale a Loreggia. Non si placa lo sconcerto e il dolore a Due Ville per l'improvvisa scomparsa di Alessandro Berdin, l'autotrasportatore di 50 anni morto nel pomeriggio di ieri in uno spaventoso incidente stradale tra 2 autocarri e una vettura lungo la strada regionale del Santo.
L'uomo, dipendente di una ditta di Arcugnano, era alla guida di un autocarro Iveco carico di profilati in alluminio. Per cause in corso di accertamento da parte di polizia locale e i carabinieri, il mezzo, forse per un malore di uno degli autisti, si era scontrato sul rettilineo con un furgone al confine tra Resana e Loreggia. A bordo 2 fratelli di 75 e 76 anni rimasti feriti gravemente nell'impatto. Oggi a destare ancora molta preoccupazione è lo stato di salute della donna, 75enne residente a Loreggia e ricoverata al Cafoncello di Treviso. Ferita meno gravemente invece una giovane donna alla guida di un Audi carambolata contro le protezioni laterali. A Dueville la notizia della morte di Alessandro Berdin è giunta rapidamente, gettando nel dolore e nello sconforto amici e familiari. L'amministrazione comunale ha voluto esprimere il cordoglio per la tragica scomparsa del suo concittadino. Esprimo a nome del sindaco, dell'amministrazione e dell'intera comunità di Dueville profondo cordoglio per la scomparsa del nostro concittadino Alessandro, venuto a mancare mentre stava svolgendo il proprio lavoro. La sua perdita ci colpisce tutti, ci stringiamo con sincera vicinanza alla famiglia e ai suoi cari in questo momento di grande dolore. E sarà l'autopsia disposta dalla Procura della Repubblica a chiarire le cause della morte di Marco Conte, 52 anni, l'ex campione di hockey trovato senza vita in una roggia a Breganze. Vinse lo scudetto a Bassano. È l'esame autoptico ordinato dal pubblico ministero il passaggio chiave per fare piena luce sulla morte di Marco Conte, 52 anni, ex giocatore di hockey su pista, trovato senza vita in una roggia nelle campagne di Breganze, a Maragnole. Gli inquirenti vogliono capire se all'origine della caduta della bicicletta ci sia stato un malore improvviso o un'altra causa. L'uomo è stato rinvenuto riverso nell'acqua, profonda a poche decine di centimetri, da uno studente che ha dato l'allarme venerdì alle 6:30, un elemento che rende ancora più necessario chiarire cosa sia accaduto negli ultimi istanti. Secondo una prima ricostruzione, Conte stava rientrando a casa quando avrebbe perso il controllo della bici, finendo nel fossato, ma sarà solo l'esame autoptico a stabilire se la morte sia avvenuta per annegamento o per altre cause precedenti alla caduta. Intanto il mondo dello sport locale è addolorato. Conte era stato un protagonista dell'hockey su pista, cresciuto nel vivaio di Breganze, aveva giocato anche a Trissino, Valdagno e Bassano. Proprio con il Bassano aveva conquistato nel 2004 uno storico scudetto, lasciando un segno nella storia dell'hockey cittadino. Un atleta stimato, ma soprattutto un uomo molto conosciuto e ben voluto. Ora si attende il responso dei medici legali per dare risposte alla famiglia e a un'intera comunità che oggi si interroga su una tragedia ancora senza spiegazione. La tragedia, un'altra tragedia, quella di Pietro Monici, trovato morto, travolto da un grosso pioppo lungo il Botteniga giovedì sera a Treviso. Stava pescando. Le indagini continuano a 360 gradi sul luogo dell'incidente, un continuo via vai di amici e conoscenti. Tutti parlano di un ragazzo eccezionale che lascia un vuoto enorme, così nelle testimonianze raccolte da Francesca Bozza con Tommaso Migot. La casa di San Pelaio dove Pietro Monici abitava è avvolta nel silenzio. La famiglia dell'uomo chiusa nel suo composto quanto profondo dolore. In queste ore a Treviso è arrivata anche la sorella del 38enne, Silvia, per stare vicino all'anziana nonna che viveva insieme a Pietro in questa abitazione accanto all'azienda di famiglia di allevamento trote chiusa da anni. Lui qui aveva lavorato per qualche tempo prima di coltivare il suo sogno di vestire la divisa dei Vigili del Fuoco. Un sogno interrotto per sempre giovedì sera sull'argine del Botteniga, travolto da un grosso pioppo mentre stava pescando insieme ad un amico, miracolosamente illeso ma ancora sotto shock. Il lavoro della procura, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti, continua per ricostruire l'accaduto. Sotto la lente di ingrandimento lo scambio di mail, di segnalazioni tra cittadini, comune e genio civile. Nelle prossime ore dovrebbe essere conferito anche l'incarico per l'autopsia. Intanto sul luogo della tragedia è un via vai di persone. Qualcuno lascia un fiore, un messaggio, come questo scritto in inglese da un'amica di Pietro Monici, che come lui fa parte di una compagnia formata da ragazzi provenienti da ogni parte del mondo che si riuniscono per condividere una cena, una gita, una festa parlando solo in inglese. Tra loro anche Carla e Franco, arrivati qui ricordando quell'amico unico. Siamo stati molto fortunati di conoscerlo. Era eccezionale, io lo conoscevo da solo un anno, però mai conosciuto la persona più pura e pulita d'animo, proprio genuino.
Sì, ci aiutava sempre. Lui era il nostro handyman, quindi quando avevamo bisogno di qualcuno che ci aiutasse, non so, con il lavandino, a montare delle robe, noi donne, lui era sempre lì. Ricordi preziosi che ora custodiscono gelosamente. Ancora non ci credo perché io penso a lui e lo immagino col sorriso vivo. Presente. Penso che ci vorrà un po' per tutti noi renderci conto di quello che è successo. Infatti ieri eravamo in shock, gli amici ci siamo riuniti per parlare di lui ed eravamo tristi, sì, però soprattutto lo ricordavamo col sorriso. Una serata rivivendo i tanti momenti trascorsi insieme a Pietro, lui che amava i bambini, che apprezzava il buon cibo, che regalava a chiunque un sorriso, quei tanti sorrisi racchiusi nelle foto che gli amici ora hanno riunito in un album. Perché lascia un grande vuoto, Pietro? Ma sì, credo che era amico di tutti, non aveva nemici, era troppo buono, era una persona stupenda. E in centinaia si sono ritrovati nella chiesa di San Francesco a Bassano del Grappa per l'ultimo saluto a Cesare Ziglio, l'architetto di 36 anni originario di Borso del Grappa, morto dopo essere stato travolto da una slavina il giorno di Pasqua in Alto Adige. La morte di Cesare è diventata per ciascuno di noi in questi giorni una chiamata, un appello, una grande responsabilità personale e collettiva. Intense le parole di Don Andrea Guglielmi mentre una folla di persone dentro e fuori la chiesa di San Francesco in un assolato pomeriggio d'aprile salutava Cesare Ziglio, l'architetto 36enne morto la domenica di Pasqua travolto da una slavina in Alto Adige. Sono arrivati un po' da tutto il mondo perché il giovane amante dei viaggi, dello sport e della natura era riuscito a costruire legami stretti e veri ovunque si recasse. Cesare è la prova che le nuove generazioni meritano che il mondo adulto conceda loro spazio e fiducia, perché hanno qualcosa da dire, perché hanno tanto da dare, perché hanno la fantasia di inventare strade nuove e il coraggio di rischiare come stava facendo lui. Un messaggio di speranza che parte da una tragedia e va a toccare le corde di tutti i cuori presenti, tra gli occhi di pianto e un dolore che si fa fatica a capire, accettare. E sono gli amici, i cugini, i fratelli e le sorelle d'anima di Cesare che hanno preso il testimone di questo giovane uomo e di tutta la bellezza che racchiudeva in sé, la sua generosità che l'ha portato a donare gli organi per dare la vita quando la vita sembrava finita. Hai saputo offrire agli amici uno spazio vero, fatto di sincerità, reciprocità, parità. C'è una casa un po' strana, con le fondazioni di roccia solida di montagna, piena di luce, le finestre grandi per guardare fuori. È una casa senza il tetto, perché vuole vedere tutte le stelle, tutte le sere. È una casa che ci accoglie tutti quando vogliamo, ci fa sentire bene, ci fa sentire amati. I tuoi amici per sempre. Una terribile storia di violenza domestica in famiglia ci porta a Padova. Dopo 10 anni di violenze sulla moglie e sui figli, 2 dei quali erano fuggiti di casa per sfuggirgli, un 43enne è stato arrestato dalla polizia di Padova con l'accusa di maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale sulla figlia 14enne. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa mercoledì scorso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova su richiesta della Procura della Repubblica ed è stata eseguita nel pomeriggio dello stesso giorno dagli agenti della squadra mobile. L'uomo si trova ora nella casa circondariale di Padova. Le indagini hanno ricostruito un quadro di violenze che durava da oltre 10 anni, iniziate già in Moldavia, paese d'origine della famiglia. In una circostanza l'uomo avrebbe addirittura colpito la moglie durante la gravidanza, causando la perdita del nascituro. Nel tempo le avrebbe anche sottratto un immobile ereditato dalla madre attraverso minacce e le avrebbe impedito persino di fare acquisti senza la sua autorizzazione. Vittime delle violenze anche i 4 figli picchiati con la cinghia e schiaffeggiati. 2 di loro, ormai maggiorenni, avevano già lasciato la famiglia nei mesi scorsi per sfuggire ai maltrattamenti.
Per la figlia 14enne le accuse nei confronti del padre comprendono anche la violenza sessuale. Così dunque a Padova. A Padova oggi il grido d'allarme degli autotrasportatori del Veneto, il caro carburante, ma non solo, e c'è un rischio concreto, quello del fermo. O abbiamo coraggio, o stiamo tutti a casa. Io sono stato già una settimana perché non arrivo con soldi di gasolio. Confronto infuocato tra autotrasportatori e associazioni di categoria a Padova. Un incontro in cui si è discusso dei problemi del comparto, a partire dal caro carburante. Venerdì prossimo un incontro a Roma che potrebbe portare ad un fermo dei mezzi. Porteremo a Roma la nostra decisione di fare il fermo nazionale del trasporto se l'Unatras il 17 di aprile porterà l'idea di fare il fermo nazionale. Forse potrebbe essere deciso un fermo dell'autotrasporto, ma le aziende oggi riunite in questa splendida assemblea che abbiamo fatto proprio in funzione di intercettare la difficoltà che le nostre aziende stanno attraversando, sarebbero, dicono, costrette a fermarsi molto prima. Ci auguriamo di non dover dire alle aziende sì, fermiamoci, ci auguriamo che il governo possa garantirci le istanze che abbiamo domandato. I rincari del gasolio dovuti alla guerra in Medio Oriente hanno acceso la miccia ad un comparto già in fermento, come testimoniano gli autotrasportatori. Oggi si è parlato quasi esclusivamente dell'aumento del gasolio, delle accise, eccetera, eccetera. Quello è uno dei tantissimi problemi. I problemi sono innumerevoli, il trasporto va riformato dall'inizio alla fine. Il giorno dopo qui ci sono stati gli aumenti per la televisione, il gommista è venuto a chiedere aumenti, tutti i fornitori hanno chiesto aumenti, che fossero giusti o non fossero giusti non discuto, però sono venuti tutti e noi non possiamo dirgli di no. Io mi sono già fermato una settimana perché io non riesco ad andare avanti. Soluzione è che dobbiamo essere tutti uniti, fermi, basta. Non è che dobbiamo aspettare noi una risposta, no, questo è tutto sbagliato. Liquidità in tasca per le società, questa la richiesta più urgente. Vogliamo che vengano ristornate non con i 3 mesi con il silenzio assenso, ma che vengano ristornate subito per ridare liquidità alle nostre aziende. L'appello va direttamente al Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. Io mi rivolgo veramente con tutto il mio cuore al Ministro Salvini, che possa intervenire a nostro favore, perché rischiamo veramente di mettere in difficoltà le nostre aziende. Ritorniamo alla cronaca e ai momenti di paura che si sono vissuti nel pomeriggio di oggi sul Grappa. Morsa da un cane mentre passeggia, 56enne si trova ricoverata al San Bassiano in codice rosso con profonde ferite a un polpaccio. È successo in via Costalunga, a cavallo tra i comuni di Romano Dezzelino e Pove del Grappa. La donna è stata assalita da un cane di grossa taglia che si trovava libero vicino alle case. Ha subito la lesione dei tessuti, ha perso molto sangue. Subito era stato allertato l'elisoccorso, intervento annullato dal 118 di Bassano che l'ha presa in carico e portata per le cure all'ospedale di via dei Lotti. PFAS, un disastro annunciato nelle pagine che ripercorrono quelle che sono state le conseguenze della contaminazione, i protagonisti per la tutela ambientale. Un'inchiesta sul tema dei PFAS che ripercorre le tappe di quella ferita ambientale non ancora rimarginata che ha portato alla sentenza di condanna nel giugno 2025. Una narrazione che parte da lontano per una vicenda che ha segnato il territorio veneto, vicentino in particolare, coinvolgendo oltre 300.000 persone. Un tema, quello dell'inquinamento da PFAS, che nel libro di Laura Fazzini, secondo volume presentato della collana Ecovisioni in collaborazione con Media Nord-Est, curata da Andrea Ferrazzi per Marietti 1820, viene definito un disastro annunciato. Tema della contaminazione che attraverso storie e protagonisti torna a galla prepotentemente anche al fine di spingere le istituzioni a trovare le soluzioni idonee. È una storia che ha suscitato giustamente un clamore ma tardivo. E qui in Veneto tra l'altro, e noi abbiamo voluto riportarlo a galla con la massima attenzione e recuperando il tempo perduto, perché è stato un tema assolutamente taciuto anche nel momento in cui negli altri paesi il tema dei PFAS era
sconosciuto, c'erano già sentenze importanti contro i PFAS per esempio negli Stati Uniti, e nel momento in cui le Nazioni Unite hanno definito l'inquinamento, l'avvelenamento delle acque e il disastro ambientale nel Veneto il maggiore inquinamento nella storia d'Europa. Tutto nasce con la volontà di ricercare la verità che per l'autrice arriva ad un punto. Il punto è quello che consapevolmente il Veneto e il Piemonte sono inquinati da rilasci industriali, che i cittadini sono vittime ambientali, che la politica non ha fatto abbastanza e che il giornalismo ambientale aiuta a tutelarsi e a cercare nuove strade per migliorare la situazione. Tema che per anni ha visto impegnate le mamme no PFAS in prima linea, che continuano la loro battaglia in attesa della bonifica. Il nostro scopo è proprio quello di informare le persone in modo che si sentano coinvolte e diventino sempre più consapevoli di questa contaminazione, ma in generale di tutto quello che è necessario fare, che è necessario agire per tutelare la nostra salute, quella dei nostri figli e quella dell'ambiente di cui facciamo parte. Ha solo 15 anni, ma è già Alfiere della Repubblica. Vi raccontiamo la storia davvero straordinaria di Marco Mazzariol. L'emozione che ho provato è stato un grande impatto, non riuscivo nemmeno a crederci, non capivo se stavo sognando o se era vero. E invece era ed è tutto vero. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha nominato Marco Mazzariol, quindicenne di Carbonera, studente al Max Planck, Alfiere della Repubblica, e questo per la tenacia con cui affronta fin dall'infanzia la distrofia muscolare di Duchenne, malattia che però non lo definisce né lo limita. Marco è energia allo stato puro, come dimostrano le sue passioni per i motori e la musica rock, e CDC e Toto in testa. Diciamo che la mia patologia non mi ha mai impedito di fare quello che mi piace, non mi ha mai impedito di realizzare i miei sogni, dato che con questa carrozzina posso andare dappertutto, anche in montagna, non mi ferma niente, ecco, se non gli scalini. E su questo Marco non molla, la sua è una vera e propria battaglia. Ho fatto un giro della mia scuola assieme a 2 architetti nella mia scuola per segnalare tutte le barriere architettoniche. Le barriere architettoniche, molte volte non si vedono, sono cose piccole che basta poco per risolverle. Esempio di resilienza e inclusione Marco, con la sua gioia di vivere trasforma le difficoltà in opportunità, si legge nella nota del Quirinale, ma per mamma e papà e per il fratellino Matteo è ovviamente molto di più, è vita vera, è famiglia. La cosa che ci insegna sempre Marco è proprio quello che dice sempre anche lui, di non arrendersi mai, ed essere sempre, andare sempre, come dire, essere sempre alla grande. Infatti quando qualcuno chiede a Marco come stai, come va, lui dice sempre alla grande. L'unica cosa che abbiamo potuto fare è prenderne atto e cercare di ricavare il meglio da quello che un po' il destino ci ha riservato. La patologia di Marco è una patologia impegnativa, però devo dire che grazie all'associazione Parent Project abbiamo avuto veramente chi ci ha dato una mano a riuscire dal buco in cui si cade al momento della diagnosi. Sto cercando di migliorare su me stesso, soprattutto per riuscire a dare più aiuto anche da grande, potrò dargli una mano e riuscire a realizzare insieme a lui tutto ciò che ha voluto realizzare. Ora per tutta la famiglia all'orizzonte l'incontro con Mattarella al Quirinale, un luogo che Marco non ha mai visto ma che ben conosce, visti i suoi propositi. Come futuro a me piacerebbe tanto diventare un politico. Le idee sono già chiare anche in materia di bullismo, disagio, violenza giovanile. Il suo è un appello accorato. Ragazzi, studiate, perché studiare è l'unico modo per avere un ottimo futuro e per avere una buona vita adulta. Biennale, andiamo a Venezia, non si placano le polemiche. La Commissione europea fa sul serio riguardo la volontà di tagliare i fondi alla Biennale di Venezia, 2 milioni di euro per il triennio 2025-2028, qualora la Fondazione Veneziana confermasse la scelta di non opporsi alla presenza di una delegazione russa a Venezia e dell'apertura del padiglione ai giardini alla mostra della Biennale d'Arte, che apre al pubblico tra meno di un mese. In una missiva diretta ai vertici della Biennale, l'Agenzia esecutiva per l'istituzione e la cultura della Commissione europea, i tecnici di Bruxelles, invitano la Biennale a rispondere di violazione delle sanzioni
e di chiarire la propria posizione, altrimenti i fondi saranno tagliati entro 30 giorni. L'alternativa per la Biennale sarebbe sempre la revoca all'apertura del padiglione russo, ma il presidente Pietrangelo Buttafuoco si è già espresso in tal senso, rivendicando la libertà di espressione nell'arte. Con una lettera indirizzata al presidente della Biennale di Venezia, la Commissione europea ha minacciato il congelamento dei fondi, ribadendo una linea molto decisa. Forti critiche a questa posizione dell'Unione Europea sono arrivate anche dal vice premier Matteo Salvini e dal governatore del Veneto Alberto Stefani. Quest'ultimo ha parlato di inaccettabile ricatto. La partecipazione della Russia all'edizione 2026 a Venezia continua a provocare attrito tra le istituzioni italiane e Bruxelles, come profonde divergenze anche all'interno del governo di Giorgia Meloni. Sanzionati perché definiti propagandisti culturali russi. Così venerdì il premier ucraino Vladimir Zelensky ha firmato il decreto che in pratica mette in mora la Biennale e sanziona i curatori del padiglione della Russia. Dal Veneto è tutto anche per questa edizione, subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.